Perugia, sua città natale, opera tuttora con intensità creativa e con fedeltà al senso della propria ricerca lungo decenni uno dei maestri del futurismo italiano, Gerardo Dottori. Nato nel 1884, ha aderito al movimento marinettiano nel 1912. Il suo futurismo ha sviluppato una propria personalissima declinazione simbolica del tema paesaggio nella visione sintetica dell'aeropittura. Chiediamo a Dottori cosa pensi di se stesso come pittore. Io penso di me stesso come artista che non ho mai pensato di me stesso come artista, perché sono venuto per caso artista. Per caso, ma certamente c'era qualche cosa in me che doveva fare proprio l'artista. Ho incominciato entrando all'Accademia di Belle Arti, e all'Accademia di Belle Arti mi mandarono i miei familiari perché io avevo bisogno di fare una professione leggera, perché ero piuttosto gracilino, e allora si pensava, diciamo, bisogna fargli fare un mestiere che non s'affatichi troppo. Magari il barbiere, ma il barbiere lo escludemmo assolutamente perché io non avrei mai fatto il barbiere. Mi trovai a iniziare quando iniziava il futurismo in Italia. A me personalmente mi detti il lancio per camminare. Io andavo già all'Accademia di Belle Arti, e all'Accademia di Belle Arti si insegnava in un modo che poteva essere buono 60 anni prima. Per esempio c'era un insegnante che mi faceva fare i fiori da una stampa, orribile stampa tedesca, e io mi ribellavo a quel lavoro lì perché non potevo farlo, non lo sentivo. Quando chiedevo di farli dal vero i fiori, questo professore mi diceva no, dice, tu li devi far bene dalla stampa prima, poi te li faremo fare dal vero. Le origini della pittura di Dottori sono simboliste, con l'impiego di tecnica di visionista, come in questa fanciulla Umbra del 1907. E un elemento di forte sintesi simbolica ricorrerà nel lirismo accentuatamente fantastico della stessa pittura futurista di Dottori. Io volli tentare una pittura che fosse veramente mia, o almeno che non dovesse niente a nessuno, né all'insegnamento che io apprendevo all'Accademia, e che era un non insegnamento, perché l'insegnamento si passava al sistema vecchio di quasi un secolo, ma qualche cosa di mio. E andai fuori in campagna con l'occorrente per dipingere e mi fermai in un campo di grano che era folto di papaveri, quindi una armonia o disarmonia di rossi sul verde. I rossi trionfavano sul verde, esplodevano. Allora io, pensando un po' più, dico, facessi delle esplosioni sul verde. Feci questo quadro, esplosioni di rosso sul verde. Con Esplosioni di rosso sul verde del 1910 si apre per il giovane Dottori una nuova fase di ricerche. Ma questa volontà di rinnovamento trova rispondenza ed esaltazione più appropriata nel movimento futurista, che, lanciato da Marinetti nel 1909, da Milano a Trieste, da Venezia a Torino, a Firenze e a Roma, percorreva con un fremito nuovo, violentemente contestatorio e innovativo, l'Italia borghese giolittiana. Nel 1914 Marinetti è a Perugia, in una serata tumultuosa fissata in questo disegno. I futuristi sono interventisti e partono per il fronte volontari attorno a Marinetti. Per Dottori, la Prima Guerra Mondiale è un'esperienza formativa che consolida la sua personalità di uomo e di artista. Scrive anche prose e parole in libertà, secondo la nuovissima tecnica di scrittura lirica futurista.
I suoi contatti con il gruppo futurista sono sempre intensi e alla fine del conflitto si accentuano in una forte ripresa di attività creativa. Si definisce allora, fra lo scorcio degli anni 10 e l'inizio dei 20, il futurismo del tutto personale di Dottori, la sua tensione dinamica di pura esaltazione lirica. Dottori ha guardato a Balla, che gli è amico e lo stima, ma ne ha tratto soltanto sollecitazioni immaginative elaborate poi in modo sempre personalissimo. A Perugia Dottori fonda un foglio di avanguardia, La Griffa, e intesse un'ampia attività di pubblicistica culturale. Verso la metà degli anni 20, il riferimento alla terra umbra diviene il motivo tipico della pittura di Dottori. Non soltanto la sua città turrita, Perugia, che Marinetti definì nel 1914 dinamismo di guerre medioevali cubisticamente pietrificato, bensì soprattutto il paesaggio umbro, fantasticamente assunto in una visione simbolica, aerea, dove il largo occhio del lago Trasimeno è come un centro, un motivo ricorrente, quasi di orientamento. Nasce così il lirismo contemplativo e mistico tipico dell'aeropittura di Dottori. Dottori è fedele al proprio paesaggio come alla propria città. Preferisce continuare a vivere a Perugia, pur gravitando culturalmente verso Roma, dove è Marinetti, e dove Dottori tiene un importante personale alla casa d'arte di Anton Giulio Bragaglia, già nel 1920. La natura, per Dottori, diviene simbolo, simbolo dinamico di dinamismo cosmico. È una natura nuova, intuita nella sua artificialità moderna, intesa liricamente, non più sentimentalmente. Questa natura è solcata dalla velocità, che la trasferisce in una dimensione nuovissima. E alla velocità Dottori dedica nel 1925-26 uno dei suoi capolavori, il trittico Il via, la corsa, l'arrivo. L'aeropittura, come in A 300 km sulla città del 1934, diviene per Dottori un modo non tanto di vedere dall'alto, quanto di sintetizzare liricamente una visione spazialmente immensificata di natura nuova.
nasce quasi una nuova cosmologia, come in Aurora sul Golfo del 1935, mentre altrove affiorano motivazioni di simbolismo mistico, come in Morte dei Giganti del 1938. Scrive Dottori della propria aeropittura Umbra futurista, nel 1941, di aver voluto creare una spiritualizzazione della natura e della dinamica vita di oggi, intesa come magia per dare pensiero puro e animo puro alle cose più terrestri. E lo riconfermano capolavori come Esplosione di primavera del 1956 e Frammento di un mondo del 1958. A questa dimensione di pittura intensamente fantastica, tutta tipicamente sua, Dottori è rimasto fedele nei decenni fino a oggi, non ripetendosi, non riproponendo una propria formula, bensì svolgendo sempre con grande partecipazione e intensità creativa una propria trama lirica, in una strenua fede nella propria vocazione di pittore.